Penso che tutti hanno un po' di paura perché non si sa cosa c'è dentro. Lei è contento di non aver fatto AstraZeneca allora? No, io sono contenta di non averla fatta. È preoccupato un po'? No, perché ho fatto il Pfizer. E quindi è contento di aver fatto Pfizer? Sì. È il richiamo questo? Richiamo. Pfizer? Pfizer, credo di sì. È contento di aver fatto Pfizer, non AstraZeneca? Beh, guardi, non avrei avuto problemi neanche con quello. È un rischio che si deve È un correre? rischio che bisogna purtroppo correre, se no non si esce assolutamente. Bisogna farlo, è meglio farlo. Ma senta, ma e adesso tutta questa vicenda di AstraZeneca? Speriamo in bene. La seconda dose? Pfizer. Sì, qui No, AstraZeneca. No, Gadra. È contento che non fare AstraZeneca? Sì, proprio questa AstraZeneca non l'hai fatta. Ha paura dopo quello che ha sentito, è più preoccupato? Più preoccupato che il resto. Io ho fiducia, però bisogna che ci accertiamo se tutto va bene. Sa che vaccino gli hanno dato? Della Pfizer, sì. Pfizer. E allora lei è contento di aver fatto Pfizer e non AstraZeneca? Bah, ma mi faceva anche quello, lo accettavo alla fine. Bisogna aspettare e vedere cosa trovano e la motivazione di questo stop, insomma, quindi è Ma giusto. lei lo farebbe lo stesso? Sì, sinceramente sì. Io adesso in questo momento farei qualsiasi tipo di vaccino pur di uscirne.